diversi aerei hanno lasciato molte strisciate. Guardate come sono fatte queste nuvole, come sono strane. Ora tenete conto appunto che siamo a Pranesangoni, dove stanno costruendo il telescopio, vedete in fondo. Ci avviciniamo un pochetto così possiamo vederlo meglio. Guardate cosa non c'è in cielo. Proprio oggi 20 giugno 2009. Questa è la situazione qua intorno a Pranesangoni, provincia di Cagliari. Guardate, qui è tutto pascolo praticamente, non ci sono case, se non in fondo alla strada c'è questo cosa dell'ANAS, altrimenti come potete vedere queste sono le nuvole, le conformazioni che vediamo oggi, conformazioni che sono molto irregolari. Vedete come sono? Io queste macchie, perché sono una specie di macchia che c'è nel cielo, vita mia, sinceramente ne ho viste poche volte così, queste macchie che non sono nuvole, non sono neanche cirri, perché i cirri sono un'altra cosa. Non è possibile che, o nembi, queste sono delle nuvole, diciamo che sono anche abbastanza basse, perché se noi pensiamo che quell'aereo lì, vediamo, sta viaggiando sopra i 10.000 metri, vedete che la striscia è sopra, di conseguenza queste sono nuvole che saranno intorno ai 4-5.000 metri forse, a dire tanto. Però vedete com'è, vedete, è una cosa incredibile, guardate. È un signore passato mi ha salutato, la macchina, eccola lì, è un amico, mi sta guardando, dice ma che cazzo sta facendo quello, sta riprendendo che cosa? È ovvio, le persone non si chiedono molto cosa sta accadendo nel cielo, però Gesù disse: quando vedete tutte queste cose, segni nei cieli, eccetera, eccetera, sappiate che il giorno è vicino. Perciò, cari amici, guardiamoci bene queste immagini e poi facciamo le nostre deduzioni, ognuno per conto suo, e ci rimettiamo di nuovo sottofondo come Amy Winehouse. Vedete? Io sto girando praticamente a 360 gradi su questo Pranesangoni, siamo a 600 metri sul livello del mare, provincia di Cagliari. La zona è vicino a Silius, praticamente qui confinano 3 comuni, Sant'Andrea Frius, Silius e San Basilio, 3 comuni che si stanno fra l'altro dividendo poi gli introiti che ci saranno
questo telescopio astronomico che stanno costruendo, hanno cavalli, mucche, pecore e nient'altro. Ci sono solo allevatori, pastori che girano da queste parti, però come vedete le scie chimiche vengono usate abbondantemente dai nostri amici soliti, ignoti. Come vedete stiamo sempre trasmettendo le solite immagini di prima, Plane Zangoni. Le nuvole non sono assolutamente normali. Quello che vedete davanti è la vista del monte Isi, a Plane Zangoni.